Siamo tornati indietro di decine di anni, quando l'acqua era davvero un problema insopportabile, ma nessuno avrebbe scommesso che a distanza di decenni la vergognosa situazione sarebbe tornata facendo disperare le famiglie agrigentine. È vero che il problema interessa tutta la Sicilia, ma è qui, ad Agrigento, che non si vedono spiragli, che non si muove foglia per ridurre i disagi della gente. Le manifestazioni come quella di Fontanelle, della quale ci occupiamo, sono sintomo di stanchezza, ma anche di sfiducia verso le istituzioni, dalle quali si attendono segnali forti, capaci di dare certezze, di rassicurare con i fatti i cittadini. Neppure l'imminente taglio del nastro per Agrigento, capitale della cultura, mancano appena 5 mesi. Neppure questo, insomma, smuove chi ha il dovere di cercare e trovare le soluzioni possibili. Noi abbiamo preso di buon grado questa iniziativa di raccolta firme che allegheremo ad una lettera che è ancora in fase di allestimento, di completamento, va bene? Questa lettera servirà a fare pressione sul problema dell'acqua, dell'emergenza idrica che stiamo subendo. Non la viviamo, la subiamo e siamo qui a Fontanelle, ci solidarizziamo a vicenda, cioè noi della centro città veniamo qua a raccogliere firme insieme agli amici di Fontanelle Insieme che hanno avuto questa splendida idea che sta raggruppando una marea di persone che aspettano come gli uccellini che aspettavano la mamma che portasse il vermicello. Hanno visto questo gazebo e si sono catapultati. Ma questo è il segnale proprio della necessità che la gente ha, della urgenza che la gente ha di risolvere il problema che non lo vediamo affrontare con la necessaria emergenza. Ecco, a Licata è già arrivata una nave che contiene 1.500.000 litri di acqua, dice non è molto, però è un segnale che i licatesi hanno saputo far sentire la loro voce. Ad Agrigento ancora non arriva niente, arrivano solo notizie di milioni e milioni che arriveranno ad Agrigento, non si sa dove, quando e per cosa. Allora, io sono Daniela Vizzini, abito a Fontanelle, la situazione a casa mia è la seguente: non faccio altro che comprare acqua delle bottiglie per poter lavare indumenti, buttare acqua nei gabinetti, lavarci a stento, perché si è riusciti a ridurre Fontanelle con tutti i palazzi dotati di cisterne a secco totale, ed è una cosa vergognosa nel 2024 dover dire a mia figlia, come mio padre diceva a me, mi raccomando, l'acqua la devi riciclare per buttarla nel bagno. È una situazione esasperante, vergognosa, non degna della città di Agrigento, che potrebbe essere un gioiello, ma è stata negli anni distrutta. E una cosa voglio dire, lasciamo perdere quello che non hanno fatto negli anni passati, ma da gennaio fino a giugno, perché è da gennaio che si capisce che ci doveva essere la riduzione della portata dell'acqua, che cosa è stato fatto? L'emergenza se ne dovevano accorgere prima, non a giugno. E con questo ho detto tutto. Abitiamo nelle case popolari di Siracusa ed è 20 giorni che non viene acqua da noi. Nelle prime vasche viene l'acqua, ci arriva, nelle altre 2 vasche non arriva niente. Che dobbiamo fare? Abbiamo pagato l'acqua, quella che ci fate pagare, che ci arriva ogni 3 mesi, e l'acqua che ci portate voi. Da quando è che non arriva? Da 20 giorni. Da noi 20 giorni, nelle vasche avanti 2 volte ci è venuta il giovedì e il martedì. Abbiamo questo problema di acqua da sempre, praticamente ricordo di questo del problema dell'acqua da quando sono nata. Mio padre lavorava all'ufficio idrico al comune di Agrigento e già questo problema esisteva. Quindi questo problema fu solo risolto per un breve periodo di tempo, perché secondo gli amministratori comunali si era risolto il problema. Adesso questo problema si è evidenziato ancora di più, ma siamo arrivati adesso il problema praticamente non può più
essere sopportato, perché l'acqua è il primo bene necessario per ogni famiglia. Da quanto tempo lei non la riceve? 21 giorni che non abbiamo acqua, e quasi un giorno sì un giorno no, dobbiamo prendere un'autobotte d'acqua che non è bastevole per un intero condominio.